Bella io, bentornati su Real Napoli Football ragazzi, siamo qui sempre in Divisione 2, in realtà appena atterrati in Divisione 2 e la prossima partita è già chiaramente pericolosissima perché dobbiamo stare attenti perché possiamo scendere quasi subito in Divisione 3. Vediamo chi ci capita, vediamo purtroppo un 3-2 sul Giappone, un ragazzo che era abbastanza forte ma noi l'abbiamo persa un poco in maniera stupida. Vediamo che cosa capita e come sempre si fa piacere. Se vi fa piacere lasciate un like al video, iscrivetevi al canale e commentate per farmi sapere che ne pensate di quello che state per andare a vedere. Vediamo che succede, vediamo chi ci capita in questa puntata. Meno che non so chi sia. Soccer, vabbè comunque. Una squadra che non so chi sia, perché lo stemma non lo riconosco. Andiamo avanti, andiamo a vedere i nostri ragazzi come stanno messi. Una squadra brasiliana, sicuro non so se il Botafogo, no, il Flamengo no. Non mi ricordo, vabbè. Allora, Rui è morto. Dentro Francesco Olivera. Politano non giocherà. Metterò un Gonghe, in cui mi sto trovando abbastanza bene. Il resto Botafogo. Il Botafogo. Ok. Bla 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 bla. L'avversario. Andiamo al match ragazzi. Fogo Napoli. Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime direi. Temperatura gradevole, niente nuvole. Si parte. Che anzi, siamo certi. Muove la prima palla il Botafogo con Darwin Núñez. Splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima Forse che si sì, forse no. sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi infatti sono arrivati in massa. C'è una grande attesa per questa attenzione, parte il Botafogo, la mettono dentro, mannaccia a me le tacche, ma Lobotka mi salva e la dà verso Ngonghe che prova ad allargarsi verso Anghissà che si gira e la dà a Zielinski che prova ad imbucare subito dentro per Osimhen che si gira nello stretto. Osimhen vede Anghissà, mamma mia che cosa hanno preso. Attenzione, ma qua ha fatto un paio di uscite a vuoto proprio stupide. Attenzione Nathan, palla dentro Olivera e prova a spazzare Riccardo Olivera. Mattias veramente. Attenzione, prova a ripartire il Botafogo. Di Lorenzo appoggia poi per Lobotka che prende questa palla, la lascia andare a Zielinski dentro per Osimhen, attacco per Kvaratskhelia, scende Kvara dentro per Osimhen, la parata di Donnarumma e dai che quitta. Ci ha già pensato, sai? Stavo già pensando al titolo. Attenzione Di Lorenzo, errore qui, Bellingham dentro, Rachmani, Pempe, Di Lorenzo, bella chiusura con Osimhen che appoggia Kvaratskhelia che fa scorrere la palla, si gira e prova ad andare lungo, niente da fare, spazzano loro con Di Lorenzo che prova a prendere questa palla due volte sfortunato nel rimpallo, povero Giannino, perduto la compagna. Attenzione Zielinski, Olivera, palla per Kvaratskhelia, errore, se ne va l'avversario con Núñez, chiuso da Rachmani e starà a calcio d'angolo. Dobbiamo stare attenti. Kopenminers, cross in mezzo con Rachmani che prende questa palla e ci ha messo 2 anni e mezzo. Ma che cazzo di gol ho preso ragazzi? Ma che cazzo di gol ho preso? Osimhen, Lobotka allarga per Di Lorenzo, si gira Giannino, torna dietro da Nathan, si gira Nathan, allarga per Olivera, dentro per Kvaratskhelia che si gira, Kvaratskhelia, dribbling di Kvara, se ne va Kvaratskhelia, dentro per Victor Osimhen, Osimhen che tira a giro, palla fuori. La palla filtrante ben piazzata, meritava un esito. Però ha preso un gol proprio di merda, cioè non sono riuscito a intervenire. Bah, vabbè. Scatto perfetto, imbeccata nello spazio da manuale. È peccato per il tiro. Attenzione, rilancio lungo con Pempe, arriva Di Lorenzo sulla palla. Lobotka, una gran palla Lobo, alla appoggia per Anghissà. Zielinski 1-2, se ne va Anghissà che ha un po' di spazio, Anghissà dentro per Zielo che non arriva in tempo.
Zielinski recupera questa palla, la dà Lobotka. Lobo, attenzione, prova a ripartire il Botafogo, lo chiudiamo con Lobotka che appoggia Anguissa, scende Zambo Anguissa dentro per Victor Osimhen che si gira dalla parte del difensore. Mi sembra short un passi fatto, chiappa sempre difensore faccia. Attenzione, Olivera, Rachmani riescono a scendere. Lobotka recupera una gran palla, però mamma mia, Zielinski, c'è una follia di Anguissa. Cross in mezzo, Nathan prova a metterla fuori, Rachmani, dribbling di Rachmani, Zielinski, palla per Anguissa che appoggia Lobotka, scende Lobo, va ancora Lobotka, dribbling e se ne va Francesco Lobotka dentro per Zielinski che cerca Rachmani. Che cazzo ci faceva fare la Rachmani, ragazzi? Terzo gol stagionale. Che cazzo ci faceva là Rachmani, ragazzi? Ma non puoi farci nulla. Solo il palo ti vabbè, può salvare, ma in intanto non è stato una... vabbè. Attenzione, non a ripartire loro, Ngong non riesce a recuperare, chissà sì, la dà subito a Ngong che cerca Zielinski, che va da Osimhen, si gira Osimhen, perde palla a Ziello, la dà ancora per Ngong, chissà Zielinski, Lobotka, Kvaratskhelia dentro, attenzione, Donnarumma qui. Prova a rilanciare Francesco Donnarumma, Di Lorenzo, Rachmani, un po' sfigato qui, Anguissa, molti rimpalli, è incredibile qua, attenzione Nathan deve andare a chiudere su Darwin, attenzione palla dentro, Pempe, Meret, mamma mia che cazzo para, il break di Lopez è stato devastante, è vero, quel break là... perché ho capito che andava in scivolata, non chiedermi perché, ma io cioè veramente non lo so. L'ho immaginato nei miei sogni praticamente. Attenzione Salah, chiusura di Olivera, bravissimo Olivera che fa correre Anguissa, che la dà Kvaratskhelia sulla corsa, scende Kvara, dentro subito per Victor Osimhen, che la ridà subito di tacco a Kvaratskhelia, che la dà Lobotka, che prova a penetrare, Kvaratskhelia ancora, Ngong dentro. Diciamo ho fatto qualche piccolo errore di valutazione qua, ma va bene così. Zielinski dentro per Kvaratskhelia cerca ancora Zielo che si gira, dribbling di Zielinski, va ad incrociare, palla fuori, da perdi palla, mandare subito in pressione. Sì, ma questo è uno dei miei difetti, infatti lo sai benissimo, è uno dei miei difetti. Attenzione, Donnarumma, chissà, provato, sbagliato con Lobotka. Attenzione con Miners, dentro Zielinski, ce l'ha già passato, break di Lobo ancora qui, se ne va Lobotka, prova a scendere Lobotka, poggia per Ngong, Lobo ancora Ngong, fallo, però me ne potevo andare, vabbè. Lobotka batte subito per Rachmani, la dà Anguissa che allarga per Ngong, attenzione Ngong, dribbling di Ngong, se ne va ancora Ngong, si è allungato la palla come il cretino, là me ne ero andato, vabbè. Attenzione a sinistra con il passaggio. Anguissa, recupero palla ancora dentro per Ngong che prova ad andare lungo, finisce il primo tempo 1-1 ragazzi, un pareggio magico di Rachmani. Stiamo giocando abbastanza bene, dobbiamo continuare a martellare. Osimhen, Lobotka, Olivera allarga per Kvaratskhelia, si gira Kvara, proviamo a ripartire, attenzione Olivera, ma tenga ancora attack, Nathan, Rachmani allarga per Di Lorenzo, Lobotka, cerca Osimhen che appoggia Zielinski che la dà a Kvaratskhelia, fuori gioco di Kvara, perché Kvara era in fuori gioco ragazzi. Il lancio lungo di Donnarumma, ancora Rachmani la mette fuori,
con Anghissà che appoggia Di Lorenzo, palla per Ngong che si gira Ngong e cerca Anghissà che scende, Frank Anghissà cross in mezzo, stava arrivando Osimhen, lo bocca, prova a metterla dentro, riparte ancora il Botafogo, mamma mia, Rachmani deve spazzare per evitare problemi, Osimhen prova ad andare da Kvaratskhelia, si gira Kvara, cerca Zielinski che appoggia Osimhen che la lascia a Kvaratskhelia, la dà Zielo che si gira, lo bocca dentro, Ngong, troppo macchinosi qui, attenzione Anghissà, palla dentro, Zielinski allarga poi per Mathias Olivera che va da Kvaratskhelia che si gira, Kvaratskhelia con una magia se ne va Kvara, ma è troppo, solo là si ferma, fallo laterale, guadagna il massimo Kvara lì che prova ad andare da Mati Olivera che prova il cross in mezzo con Osimhen che vuole arrivare al tiro ma non ci riesce. Olivera, Nathan è uscito qua, attenzione, Lobotka, palla per Anghissà che adesso allarga per Ngong, si gira Ngong, dribbling di Ngong, cerca Lobotka, gira per Olivera che vede Kvaratskhelia largo, gliela dà Kvara, il dribbling di Kvara, se ne va, Kvaratskhelia dentro per Zielinski, peccato, Rachmani deve andare a saltare su Darwin, ci riesce, con Di Lorenzo che allarga subito per Ngong, dribbling di Ngong che se ne va, cerca dentro Zielinski che crossa, la mettono fuori, Anghissà recupera una gran palla, Anghissà appoggia Lobotka, Lobotka dentro per Kvaratskhelia, gran giocata, Kvaratskhelia, Osimhen, no dai Osi, dai però, questa si mette dentro, porca troia, questa si mette dentro Osi. Allora, oh Aldo, no Aldo, scusami, non mi ha aiutato come ti chiamo, non dice niente, non mi odiare. Allora, dentro Giacomino, fuori Ngonge, facciamo così, perfetto, bla 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 bla, Traoré, CC può giocare? Lo lascio CC, perfetto, non mi ricordavo. Va bene, c'ho Pasqualino Mazzocchi, Ossiard, resterei così. Hai ragione. Resterei così, vai. Dentro Giacomino, Raspadori. E Traoré. Junior Traoré. Attenzione con Donnarumma. Lancio lungo di Donnarumma, attenzione, Olivera prova a colpire di testa, Kvaratskhelia che sbaglia, si fa saltare, si fa recuperare davanti, attenzione, Rachmani appoggia Kvaratskhelia, si ferma Kvaratskhelia, allarga per Lobotka, che allarga ancora per Olivera, scende Olivera, allarga per Raspadori, attenzione Raspadori, dribbling di Giacomino, Raspadori cerca dentro Traoré, attenzione, prova a ripartire il Botafogo con Nathan che allarga per Olivera che vede Raspadori libero che prende questa palla Raspadori ha provato ad andarsene Raspalli, Rachmani colpisce su Darwin Nunez ancora e poi Nathan allarga per Olivera con un brivido, scende Olivera ancora dentro per Raspadori, sbagliato ancora. Attenzione, prova a ripartire il Botafogo con Nunez, torna Anghissà, si mette Traoré, torna Lobotka soprattutto e allarga per Kvaratskhelia che prende questa palla a Kvaratskhelia, niente da fare, non riesce il dribbling a Kvicia, attenzione, provano ad andare loro, Traoré prova a dare questa palla, niente da fare, Lobo si fa superare qui, ma non Nathan ragazzi, ma che cazzo ha preso? Non si è potuto liberare. Attenzione, palla dentro per Nunez.
lagga un po' troppo spesso, qui attenzione Traoré, Olivera, palla fuori per Giacomino Raspadori e prova ad andarsene. Raspadori, sono molto chiusi loro, molto chiusi. Olivera prova a regolare questa palla, niente da fare ancora. Dentro però Anghissà che fa un bel break, Anghissà, niente da fare. Di Lorenzo, palla dentro per Krisha Kvaratskhelia, Anghissà, dentro per Osimhen, si gira Osimhen, va da Raspadori, vende dentro Raspadori, che entra a fare Traoré, incredibile. Traoré. Ah, vamo da metti la difesa a due tacca sotto, ti piace? Allora faccio. Facciamo difesa contro difesa, vediamo chi vince. L'allenatore decide di sfruttare l'ultimo cambio a sua disposizione. E dopo aver subito il gol, l'allenatore palla dentro, attenzione Olivera. Nathan. E poi Raspadori prova a metterla fuori, non ci riesce. Attenzione Robertson, provano ad andare loro dentro. Rachmani la mette fuori. Osimhen non riesce ad andare a colpire questa palla. Vai, fallo dai. Ah, ma lo Sport Recife. Il Botafogo. Vabbè. Non sono in molti a vantare nel proprio repertorio precisione e potenza per segnare da lì. Attenzione, palla dentro, Meret la blocca. E adesso me la tengo un pochino questa palla, guarda qui. Lancio lungo di Alex Meret, attenzione con Osimhen, Raspadori, Anghissà la mette fuori, niente da fare, Anghissà, break di Traoré, bravissimo Traoré, la mette dentro e pure fallo, ed è fallo infatti e finisce qui. Sì, infatti Fraule fu scemo, vabbè, ma penso la partita è finita. Ci siamo. Lobotka la mette dentro verso Victor Osimhen che prova a spizzare con Kvaratskhelia, finisce qui ragazzi, ci portiamo a casa una fantastica vittoria 2-1, partita che abbiamo sostanzialmente meritato secondo me di vincere. Bene così, perché ci andiamo a guadagnare 30 punti e ci portiamo un po' più avanti nella classifica.